Se guardiamo alle radici più antiche della storia di Muggia, dobbiamo salire in altura e arrivare a quella che oggi si chiama Muggia Vecchia. È proprio qui che ritroviamo dei reperti che risalgono all'VIII-VI secolo a.C. Stiamo parlando di una protostoria, naturalmente, molto prima dell'insediamento romano, che però ha lasciato delle tracce interessanti. Gli aspetti di decorazione, gli aspetti più minuti sono stati trasportati all'interno del museo archeologico, che oggi appunto esiste a Muggia. Invece vengono lasciate proprio quelle tracce di abitato, quelle tracce di una presenza umana che caratterizza questa zona. Una zona in altura, una zona che nasce come castelliere, quindi un abitato concentrico con delle ampie mura che chiudevano quella che era la zona di inurbazione, e invece una parte più leggera che serviva proprio per garantire la sicurezza degli armenti, degli animali, di quel minimo di agricoltura di sussistenza che qui si poteva ritrovare. Nel II secolo a.C., quando le legioni romane cominciano ad arrivare in questa zona per le famose battaglie contro gli Istri, ecco che comincia il periodo romano di queste terre. È un periodo importante perché fa nascere una traccia fondamentale della nostra storia. E la romanità non porta soltanto opere, non porta soltanto strade, ma porta anche un'agricoltura veramente stanziale, in particolare l'olivicoltura, che creerà i terrazzamenti sulle nostre alture e della quale ci parlano i geografi più antichi. La bianchera belissa, la nostra varietà di olivo autoctona che è qui da migliaia di anni, è l'unico olivo che ha la foglia a forma di elica, proprio determinata appunto dai venti di bora del Golfo di Trieste. La peculiarità dell'olio extravergine della provincia di Trieste è che è un olio ricco di acido oleico. L'acido oleico è l'acido più importante nell'olio, è quello che fa bene per i radicali liberi, per il cuore, per la circolazione, per tutto, ma è soprattutto quello che lascia la bocca asciutta, non grassa, non oleosa, ma asciutta, bella, fragrante. L'acido oleico la pianta lo produce in settembre, quando avviene l'oleazione, cioè le cellule cominciano a trasformarsi in olio, e più sbalzo termico che c'è tra giorno e notte, più l'acido oleico è elevato. Siamo con un acido oleico oltre il 74%, che qualche anno raggiunge anche il 78%, su un range di 82% che è il massimo. La peculiarità è determinata anche dalla morfologia e dal microclima di questo territorio. Diciamo evocato sia per l'olivicoltura e anche per la viticoltura grazie ai venti freddi dell'altipiano del Carso, i venti caldi dell'Istria e l'influsso del mare del Golfo di Trieste. Se già nell'VIII-VI secolo a.C. la pietra utilizzata era l'arenaria, ecco che ancora nel Medioevo ritroviamo questo tipo di pietra facile da sbozzare, non dura come la pietra calcarea, che ha quelle venature particolari, quel marrone, quel verde, quel grigio. Sandstone in inglese forse rende molto di più del termine arenaria che utilizziamo noi oggi, è sempre una pietra sedimentaria che caratterizza l'architettura anche e soprattutto di questo periodo. Perché questa nostra pietra è di ottima qualità? Nasce su questo monte che è sempre, diciamo, nel sole. Il sole fa maturare il materiale, no? E la granulometria con la quale è composta questa pietra è molto sottile. Come si vede, ci sono varie stratificazioni del monte. Queste stratificazioni nascevano con le onde di marea che si depositavano e quindi in base alla grandezza di quest'onda di marea creava il corso che ora lo vediamo lì presente.
Nel nostro caso il cavatore deve accontentarsi di ciò che la natura ti dà. I blocchi sono già pronti, formati nel monte, come un muro già preparato che dobbiamo andare a estrarre. Ci sono stati degli architetti che hanno creduto in noi. Per esempio, quando dovevano fare il ponte di Rialto, è venuto questo architetto qua da noi con i vecchi progetti e ha detto: o facciamo di nuovo le pedate con lo stesso materiale o se no non si fa nulla. E noi abbiamo trovato dei blocchi grandi perché lì c'era un casellario importante. Quindi se voi andate a Rialto e guardate il pavimento vedrete che non c'è differenza. Tutti questi anni abbiamo imparato tanto e ancora oggi impariamo, perché la pietra ci insegna. Mio papà negli anni 90 poi si è innamorato della cava, della pietra, di questo tipo di lavoro che ormai era andato disperso. Dopo la seconda guerra mondiale era diventata la discarica di Muggia e Trieste, l'ha bonificata, ha eliminato tutti i camion dell'immondizia e ha ripreso la coltivazione della cava. Perché si dice coltivazione? Perché devi proprio, nel senso letterale del termine, prendertene cura. L'edificio che forse più di qualunque altro racconta di quel passaggio tra la Muggia in altura, Castrum Mugle, e Borgo Lauro è il castello. Castello che viene datato a quel periodo nel quale il patriarcato di Aquileia governa su Muggia. Subito prima di quel patto di Fidelitas, quando Muggia si sostanzialmente donerà in tutto e per tutto a Venezia. Il castello fu fatto erigere dal patriarca di Aquileia Marguardo di Randec nel 1372, in seguito a delle rivolte scatenate dai filo-veneziani che volevano annettere Muggia a Venezia. Muggia a quel tempo apparteneva infatti ancora al patriarca di Aquileia. In origine c'erano due torri principali all'interno del castello, una al lato mare e una verso le montagne, e servivano appunto per il controllo della città dall'alto. Infatti a quel tempo Muggia possedeva delle case non più alte di 2 piani, quindi era possibile vedere dall'Alto Muggia come se fosse una mappa geografica. Si poteva vedere tutto quello che succedeva all'interno della cittadina. Secondo delle documentazioni che ci sono pervenute dal 1600 e dal 1700, non abbiamo più traccia di queste torri. Il castello a quel tempo era costituito esclusivamente dalla cinta muraria e in seguito, con l'acquisto del castello da parte dell'imprenditore Giacomo De Rossi, fu fatta erigere la cosiddetta falsa torre, che adesso è quella che tutti conoscono come la Torre del Castello. Nel 1991 Villi e Gabriella Bossi acquistano il castello, presentandolo però non più come una difesa militare, ma più come un posto dove poter organizzare eventi culturali, mostre, piccoli spettacoli teatrali e cose di questo genere. Che nel momento in cui si scende dal Castrum Mugle, cioè si lascia l'abitato in altura per arrivare verso quello che si chiamava Borgo Lauro, ecco che si scende per riuscire ad arrivare proprio al mare. Il Mandracchio è il porticciolo interno che molto spesso in tantissime città di mare adriatiche oggi non si vede più. Pensiamo per esempio a Pirano, la piazza Tartini era in effetti il Mandracchio della città che è stato completamente interrato. Fino al Settecento inoltrato il problema qui nell'Alto Adriatico è quello dei pirati, gli uscocchi in particolar modo, che in effetti infestano insomma tutte le nostre acque e di conseguenza riuscire a trincerarsi anche dietro una semplice catena è qualcosa che aiuta veramente alla salvaguardia della città. Il cuore pulsante di Muggia, che oggi è sicuramente molto più turistico, adatto per fare le fotografie,
ricorda però anche quella che è stato tutto il grande rapporto di Muggia con il mare, ma un mare decisamente più lontano. Gli austriaci, nel momento in cui appunto Venezia se ne va e la città diventa austriaca, insedieranno proprio a Muggia tutta una serie di cantieri che fungono da base per quella che è la produzione navale odierna. Siamo veramente nel cuore di Muggia, ovvero Piazza Marconi. Il Duomo nasce proprio sulle basi di quella che era già un edificio ecclesiastico, un edificio cultuale, che risaleva forse al periodo del 1000, ma sarà soltanto alla fine del 1200, nella seconda metà del 1200, che qui si posizionerà effettivamente un edificio romanico, del quale ci rimane in realtà gran poco, perché nel momento in cui Venezia riuscirà ad avere un dominio quasi completo sul Friuli Venezia Giulia, ricordiamo che il Friuli verrà inserito nel territorio di terra della Serenissima nel 1420, ecco che anche il Duomo cambierà la sua facciata e diventerà veramente veneziano. Non è soltanto l'esterno del Duomo ad essere interessante, ma anche l'interno. Il genius loci, lo scultore per eccellenza di Muggia, ha lasciato naturalmente una sua opera anche all'interno e si tratta di Ugo Carrà. Il Museo d'Arte Moderna Ugo Carrà è un museo di nuova concezione inaugurato nel 2006. Nasce a seguito di una donazione importante da parte del maestro Carrà stesso di un corpus di opere di oltre 100 pezzi. Vincolo per questa donazione così importante al Comune di Muggia era che venisse costruito un contenitore ad hoc, un edificio ad hoc per esporla sempre al pubblico. Si va da oggetti di design molto importanti, che sono degli oggetti tra la fine degli anni 20 e i primi anni 30, hanno avuto grande successo e grande risonanza anche nazionale, in quanto sono stati più volte pubblicati da Gio Ponti su Domus, che all'epoca era in assoluto la rivista più autorevole per il design italiano. Carrà dunque si è occupato moltissimo di arredamento di interni, di arredamento navale, ma appunto tantissimo di scultura. Probabilmente proprio per queste origini greche della madre possiamo ritrovare questo tema così importante del bagnato di Fidia, in cui appunto il corpo, invece che venire nascosto da questi drappeggi, viene proprio esaltate le forme. Se ci spostiamo soltanto lievemente sulla sinistra, ritroviamo invece il cuore non di culto, ma ovviamente amministrativo della città, ovvero la sede oggigiorno del municipio. Quello che però oggi noi vediamo non è effettivamente la loggia, non è il luogo che i veneziani utilizzavano, bensì qualcosa che è stato ricostruito completamente dopo l'incendio risalente al XIX secolo. Ritroviamo però quell'arcigno leone di San Marco e soprattutto quel Vangelo chiuso. Quando il Vangelo si trova sotto la zampa di Marco chiusa, non si può leggere la parola pace con la quale comincia il Vangelo di Marco, quindi periodo di guerra. Muggia indubbiamente sentì le guerre anche dei veneziani, addirittura venne attaccata dai genovesi e ancora oggi però ne porta le tracce. E addirittura queste tracce vanno anche a finire a Genova, dove ritroviamo un leone di Muggia sopra Palazzo Giustiniani, nel cuore del centro storico genovese.